Una conferenza stampa oggi qui in tandem con l'Ordine degli Architetti per dire sostanzialmente no a questo decreto cui lei ha fortemente lanciato il suo grido d'allarme. Sicuramente per l'Ordine, per l'Associazione Nazionale dei Costruttori, invece che semplificare è una cosa, insomma lei ha usato parole abbastanza forti. Sì, lo riconfermo. Io intanto voglio ringraziare l'Ordine degli Architetti che mi ha dato questa possibilità per denunciare per l'ennesima volta lo stato di fatto in cui si trovano le imprese siciliane ad operare normalmente nella normalità, ma ora con questo decreto semplificazione in maniera ancora più complicata. Ma aggiungo, con questo decreto in buona sostanza stanno mettendo le imprese, o meglio hanno chiesto alle imprese di poter delinquere per poter andare avanti. Quindi cosa c'è da fare sostanzialmente? Che lei si è detto contrario a questa semplificazione sul ponte di Genova, insomma cosa bisogna fare per cercare di venire incontro alle vostre esigenze? Ma attuare quelle che sono praticamente le regole del mercato, cioè massima concorrenza da parte di tutti gli addetti ai lavori, fare delle leggi semplici e capibili a tutti e in buona sostanza cercare di evitare di dare quanto più possibile possibilità alle amministrazioni di poter determinare l'aggiudicatario dei lavori, in buona sostanza. Quindi bisogna aprire le regole del mercato a tutti i partecipanti e ripeto, regole semplici, non commissariare nulla perché i commissari determinano danno certezza della mancanza di fiducia che lo Stato ha in se stesso, per cui la nomina dei commissari è la sconfitta dello Stato. Come Presidente dell'Associazione Nazionale dei Costruttori, quindi responsabile di un settore, com'è il post-Covid nella nostra provincia, Presidente? Allora, purtroppo noi veniamo da 2 lustri di problematiche legate al settore. Noi in Sicilia abbiamo perso qualcosa come 100.000 posti di lavoro, quindi fate un poco voi i conti quante all'Italia, se non quante Pernigotti ci sono dentro tutte queste famiglie che hanno perso il lavoro. Con il post-Covid certamente c'è stato un ulteriore ridimensionamento dei posti di lavoro, oggi tutelati dallo Stato, ma se così è e così porterà avanti questo decreto semplificazione, alla fine della situazione di emergenza moltissimi altri posti si perderanno. Il suo parere sull'ordine, sulla regione invece, sull'attività regionale? Ma l'attività regionale, devo essere sincero, che noi come ANCI abbiamo trovato sia nell'assessore ai lavori pubblici, l'onorevole Marco Falcone, e anche tutto il suo entourage, una grande sinergia.